Eder. Mech. Pallister. Di recente Claudio Sterpin afferma che Liliana rimane 30 minuti in macchina ad aspettare Sebastiano che entra dentro la galleria Rossoni. Ma facciamo un passo indietro. Sebastiano il 13 all'ultima cena, prima di andare via, prende 2 coltelli dall'amica. Questo è un passaggio molto importante perché la commessa della galleria Rossoni il giorno dopo dirà che trova 2 coltelli lì al suo arrivo e questi 2 coltelli non sono taglienti. Per questa ragione è importante indicare che la sera Sebastiano prenda 2 coltelli come viene messo a sit e non uno come ricorda Gabriella. Questo perché entrambi i coltelli portati da Sebastiano alla galleria Rossoni sono non taglienti, allora se lui ne avesse acquisito solo uno l'ultima sera avremmo dovuto pensare che l'altro coltello che aveva portato con sé da casa avrebbe dovuto essere tagliente, in quanto non usato. Sebastiano poi esce dalla casa degli amici, il suo telefono in questo momento sta agganciando una cella che si trova a 1 chilometro dalla galleria Rossoni e andrà in time out, cioè resterà bloccato per 16 minuti su questa cella. Più o meno negli stessi minuti invece il telefono di Liliana sarà loggato in una cella che si trova a soli 160 metri dalla galleria Rossoni. Il telefono di Liliana si blocca per 30 minuti. È qui che Rita dice a Claudio che Liliana resta ferma in macchina ad aspettare Sebastiano che entra dentro la galleria Rossoni. Secondo me questo non è assolutamente possibile perché succede una cosa stranissima quella sera. Sia il telefono di Sebastiano che quello di Liliana non faranno un percorso intermedio che porta da quel luogo vicino alla galleria Rossoni fino a casa loro, ma ricomunicheranno con le celle direttamente a casa loro, saltando tutta la parte intermedia di agganci. Questo, a mio avviso, significa chiaramente che i telefoni vengono spenti nei pressi della galleria Rossoni e riaccesi a casa. Se no, ripeto, ci sono 4,5 km di strada da fare, circa 11 minuti in auto, i 2 telefoni avrebbero dovuto agganciare delle celle diverse man mano che si avvicinavano alla loro casa di Via Verrocchio e questo non accade. Ma a contestare la versione di Claudio secondo la quale Liliana resta 30 minuti in auto fuori dalla galleria Rossoni c'è anche la logica. Immaginiamo che Sebastiano voglia andare abusivamente alla galleria Rossoni per anticipare la consegna dei coltelli perché la mattina dopo chissà che cosa deve fare. Allora Sebastiano cosa farà? Furtivamente entrerà in questa galleria e senza farsi vedere nessuno sgattaiolerà via, salirà in macchina e andrà a casa. Invece, secondo la versione che racconta Claudio, Liliana sta 30 minuti in auto, quindi Sebastiano dobbiamo immaginarlo che entra in questa galleria, si mette a conversare con chiunque perché deve perdere all'interno mezz'ora, dovrebbe essere quindi visto da più persone che dovrebbero anche testimoniare di aver parlato con lui quella sera. Quindi Sebastiano, restando 30 minuti in quella galleria, lascerebbe tantissime tracce della sua presenza e il giorno dopo non potrebbe mai più dire che è passato da quella galleria. Invece Sebastiano va lì furtivamente in modo molto rapido nell'eventualità, lascia i coltelli e va via. Questo ci viene anche dimostrato dal fatto che Sebastiano spegne il telefono uscito dalla casa degli amici e 16 minuti dopo lo riaccende presso casa sua. 16 minuti in cui va alla galleria Rossoni, che dista da quel punto circa 2 minuti, lascia i coltelli e li perderà massimo 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e poi fa 11 minuti di tragitto. I tempi tornano nel modo più assoluto, ma ripeto, soprattutto se voi volete fare una cosa furtiva, non starete mezz'ora lì durante la consegna dei coltelli. Qualcuno dirà, ma se lui è andato alla galleria Rossoni la sera, com'è possibile che non sia stato visto da nessuno? A questa domanda la risposta è semplice, ma se lui fosse andato la mattina, com'è possibile che anche in quel caso non sarebbe stato visto da nessuno? Sicuramente è più probabile che non sia stato visto la sera, visto che c'era poca gente, che la mattina in cui quel posto iniziava a essere pieno. Secondo Rita, la consulente di Claudio Sterpin, l'SBC VoIP indicherebbe che Sebastiano ascoltava le chiamate che Liliana faceva sia con Silvia che con Claudio. In realtà, dalla dicitura, non sembrerebbe essere esattamente così. Il termine SBC VoIP nel tabulato della chiamata può indicare che la chiamata è stata instradata attraverso un Session Border Controller, SBC, per la telefonia VoIP, Voice over Internet Protocol. Questo non significa che il marito di Liliana, Sebastiano, stia ascoltando attivamente le chiamate della moglie. L'SBC è un dispositivo utilizzato per gestire il traffico delle chiamate VoIP, garantendo sicurezza, qualità del servizio e altre funzionalità. Quindi, potrebbe essere un processo automatico o di gestione della rete piuttosto che un'interferenza diretta da parte di Sebastiano. Adesso vi indico una procedura. Aprite Instagram, andate nella barra di ricerca e scrivete Piazza dell'Unità Trieste. Cliccate il primo risultato che vi esce e poi cliccate su Luoghi.
Ora selezionate il primo risultato perché è quello che ha più foto e cliccate su recenti a destra. A questo punto visualizzate le foto scattate in Piazza dell'Unità da oggi a ritroso. Se avete la pazienza, provate ad andare tanto indietro da trovare delle foto del 14 dicembre 2021. Poi magari provate a mandarmele. L'obiettivo sarebbe andare a confrontare queste immagini scattate dalla gente il 14 dicembre del 21 con le riprese di Sebastiano della GoPro. Ovviamente questo è un esperimento che si può fare anche in altri luoghi ripresi quella mattina dalla GoPro di Sebastiano. Se qualcuno ha la pazienza di andare così indietro da prendere queste foto, sicuramente potremmo fare un esperimento simpatico. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.